Oramai è tutto strano in casa Acragas. Come ogni martedì si era ripresa la preparazione agli ordini di Lillo Bonfatto, ma a fine allenamento allo stesso è stato comunicato che non era più l'allenatore della compagine biancazzurra. Finisce così l'avventura del giovane trainer canecattinese che in 13 gare aveva accumulato 4 punti, gli altri 3 erano stati conquistati in occasione della brevissima permanenza di Pino Rigoli in panchina. Che molto presto potranno esserci delle novità, questo appare abbastanza tangibile, specie con la riapertura del calciomercato di dicembre e che coincide con l'arrivo del nuovo tecnico, l'esperto Giancarlo Favarin, classe 58, pisano, puro sangue. Addio a Bonfatto per la seconda volta, inizia dunque l'era Favarin. Il nuovo tecnico toscano è molto esperto della D e da calciatore ha giocato con il Cuoiopelli, Rondinella, Livorno, Trento, smettendo però a 27 anni per motivi personali. Da allenatore ha diretto Andria, Venezia, Pisa, Lucchese e persino il Victoria Pilsen in Repubblica Ceca, e proprio la scorsa stagione era stato alla guida del Livorno in Serie D. È definito un duro che sa mettere alla frusta i calciatori a disposizione. Nel 2011 è stato premiato con la panchina d'argento dal settore tecnico della FIGC. Giancarlo Favarin ama giocare con un 3-5-2 oppure un 4-3-3.